Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, l'ultimo femminicidio, uno dei 5 femminicidi ormai commessi nel Veneto tra il 23 e i primi mesi del 24 è quello di Nicoletta. Vediamo il titolo del Mattino di Padova, il cellulare di Nicoletta Rotanu ad Abano Terme, dimenticato per 6 mesi, la svolta sul femminicidio grazie al pressing del legale che ha insistito perché i carabinieri ascoltassero l'audio che dava praticamente una testimonianza diretta del calvario delle ultime ore di questa donna. Tra poco ci collegheremo con Valentina Visentini in diretta da Abano Terme, ma intanto vediamo l'intervento dell'avvocato della donna che vi abbiamo dato ieri sera. Vediamo. La svolta, o meglio la spinta decisiva alle indagini sulla morte di Nicoletta Rotanu è arrivata dai legali della famiglia della 39enne morta il 2 agosto 2023. Le avvocate Roberta Cerchiaro e Tatiana Via avevano ricevuto dalla madre di Nicoletta tutti gli audio dei litigi con il marito violento Eric Zorzi che la 39enne le inoltrava, e così hanno più volte sollecitato la procura portando come prove i messaggi. Alla fine sono riuscite a far ascoltare anche gli audio salvati nel cloud e registrati dal cellulare di Nicoletta che i carabinieri avevano sequestrato all'alba del 2 agosto, quando erano intervenuti per quello che sembrava essere un suicidio, ma che invece a tutti gli effetti è risultato poi essere un omicidio. È il marzo di quest'anno. Fino a questo punto la procura aveva indagato per istigazione al suicidio, ma con l'acquisizione dell'audio in cui si sentono i rumori e la supplica di Nicoletta prima di morire, l'indagine diventa per omicidio aggravato ed Eric Zorzi, che fino a quel momento è rimasto libero, viene arrestato. In carcere l'uomo ammette che in passato una sua ex lo aveva denunciato per molestie. Inoltre i carabinieri dal 2021 al 2023 erano intervenuti per le liti violente in cui insultava Nicoletta. La donna nel 2007 aveva anche tentato una fuga in Spagna. Poi c'è la confidenza fatta ad un'amica poco prima di morire di voler far testamento per evitare che le figlie restassero con il padre in caso le fosse successo qualcosa. L'ombra pesante di botte anche sulle minori che la notte dell'omicidio della madre stavano dormendo nella stanza accanto. Ora l'attesa per il 17 settembre, quando è prevista l'udienza preliminare per Eric Zorzi, accusato di omicidio volontario aggravato. Ma c'è un'altra gravissima notizia di cui parleremo in diretta da Saonara con Valentina Visentin, perché è stata imbrattata la panchina che era stata dedicata a Giulia Cecchettin, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. Ne parleremo tra pochissimo con la nostra inviata. Vediamo però anche altre notizie di cronaca nera. Partiamo dalla bimba purtroppo annegata ieri a Bibbione, l'ennesima tragedia che vede per protagonista una bambina. Ci sono tantissime morti di bambini in mare ma anche nelle piscine. Vediamo questa storia che arriva da Bibbione. Allora scusate, c'è un problema tecnico che vediamo di sistemare. Rivediamo un attimo le immagini di questa storia, no, le vediamo dopo. Allora andiamo in regia con Andrea Basso e Tommaso Migotta. C'è un servizio da Padova su una 17enne aggredita a proposito di violenze nei confronti delle donne. Vediamo. Stava
facendo una passeggiata serale con due amiche quando sono state accerchiate. Una 17enne padovana è stata picchiata da un gruppetto di baby bulle. I fatti sarebbero avvenuti la sera del 19 agosto in pieno centro a Padova tra Liston e Piazza delle Erbe. Le amiche stavano camminando quando hanno notato un gruppetto di coetanee visibilmente alterate che hanno iniziato a seguirle e a rivolgere loro insulti e minacce. Poi le bulle si sono accanite sulla 17enne tirandole i capelli e colpendola con calci e schiaffi. In Piazza delle Erbe fortunatamente qualcuno ha sentito le urla e quando si sono avvicinati le bulle sono scappate. Sul posto sono arrivati i genitori che hanno portato la 17enne in pronto soccorso per le medicazioni e il giorno dopo si sono presentati in caserma per la denuncia. Allora, una bimba, vi dicevamo prima, una bimba tedesca di 8 anni in vacanza a Bibione con i genitori ha perso la vita ieri nel tardo pomeriggio. Stava giocando nell'acqua bassa quando ha perso i sensi e non si è più ripresa. Un'ora di massaggio cardiaco, poi i bagnini di Bibione Spiagge l'hanno affidata alle cure degli operatori del SUEM dell'ULSS arrivati in piazzale Zenit, mentre nel frattempo era stato anche allertato l'elicottero di Padova, ma alla fine è ripartito vuoto. I genitori hanno detto ai carabinieri che aveva problemi di salute, probabilmente disturbi cardiaci, ma sarà tutto da accertare. Alla famiglia sotto shock, l'ULSS 4 ha messo a disposizione il servizio di supporto psicologico, mentre i carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno ricostruito con i familiari gli attimi della tragedia, gli ultimi attimi della tragedia. Ancora cronaca, vediamo un ubriaco a Padova che semina il panico in un parcheggio a Mortise ed è stato arrestato dai carabinieri. Sentiamo Valentina Visentino. Sotto l'effetto dell'alcol stava guidando pericolosamente un'auto ad alta velocità, stava facendo manovre in retromarcia. I carabinieri sono intervenuti la notte tra sabato e domenica nel parcheggio del centro commerciale La Corte a Mortise, dove hanno sorpreso un cittadino moldavo che aveva appena sfasciato un'altra auto parcheggiata e sradicato un albero mentre guidava completamente ubriaco. L'uomo alla vista dei militari che lo volevano identificare ha opposto resistenza, ma alla fine è stato bloccato e arrestato per violenza, danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Restiamo a Padova, ci sarebbe stata un'altra aggressione da parte di baby bulle proprio nel centro della città, vittima una 17enne picchiata durante una passeggiata. Stava facendo una passeggiata serale con due amiche quando sono state accerchiate. Una 17enne padovana è stata picchiata da un gruppetto di baby bulle. I fatti sarebbero avvenuti la sera del 19 agosto in pieno centro a Padova tra Liston e Piazza delle Erbe. Le amiche stavano camminando quando hanno notato un gruppetto di coetanee visibilmente alterate che hanno iniziato a seguirle e a rivolgere loro insulti e minacce. Poi le bulle si sono accanite sulla 17enne tirandole i capelli e colpendola con calci e schiaffi. In Piazza delle Erbe fortunatamente qualcuno ha sentito le urla e quando si sono avvicinati le bulle sono scappate. Sul posto sono arrivati i genitori che hanno portato la 17enne in pronto soccorso per le medicazioni e il giorno dopo si sono presentati in caserma per la denuncia. Rimane chiusa fuori casa senza chiavi e nel tentativo di entrare attraverso una finestra cade a terra sbattendo la testa. È un tragico incidente ieri sera a Castelfranco, vittima una 82enne. L'anziana è stata trovata a terra a pochi passi dalla finestra al pian terreno sul retro dell'abitazione su cui aveva cercato di arrampicarsi per entrare in casa passando dal retro dove si trova il giardino dell'abitazione. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno trovato l'82enne a terra e hanno lanciato l'allarme al 118. Quando medico e infermieri del SUEM sono intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della pensionata, probabilmente a causa di un forte trauma cranico che è stato fatale alla malcapitata. In via San Venanzio e Fortunato sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco Veneto che hanno eseguito i rilievi del caso, del tutto esclusa la responsabilità di terzi. Andiamo a Treviso dove, come vi abbiamo detto nelle edizioni di ieri sera, un ambulante, un venditore di fiori è stato pestato brutalmente da un gruppo di ragazzini. Vediamo.
Venditore ambulante di fiori aggredito, preso a botte, minacciato con un coltello e derubato da un gruppo di giovanissimi, 4 ragazzi e 3 ragazze. È accaduto nella tarda serata di domenica 18 agosto, ma l'episodio è emerso solo nelle ultime ore, quando la polizia è riuscita ad identificare e denunciare i baby rapinatori. Per il venditore di rose, un cittadino bengalese di 48 anni, sono stati attimi di terrore. L'uomo, che stava facendo il consueto giro serale per vendere i fiori nella centralissima piazza Santa Maria dei Battuti, è stato avvicinato dai ragazzi davanti alla Bottega 24, il negozio sempre aperto con i distributori automatici di bibite e snack. Il 48enne forse pensava che qualcuno di loro volesse regalare un fiore alla fidanzatina, ma le intenzioni dei giovanissimi erano ben diverse. L'uomo è stato prima derubato dei fiori, poi di fronte ad una sua reazione è stato preso a calci e pugni dal branco. È spuntato pure un coltello con il quale i ragazzi l'hanno minacciato, rapinandolo dei soldi che aveva con sé, circa 150 euro. È stato lo stesso bengalese a chiamare la polizia. La volante è giunta sul posto poco dopo. Le successive indagini hanno consentito di arrivare all'identificazione dei componenti del branco. 7 giovani tra i 15 e i 18 anni, 4 maschi e 3 ragazze, che hanno pure loro partecipato al pestaggio. Tutti e 7 sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso. Un episodio molto grave per modalità ed età dei protagonisti, avvenuto in piazza Santa Maria dei Battuti, dove proprio la notte tra sabato e domenica scorsa i 2 ladri recidivi, già accusati tra gli altri dei furti alle papere, al ristorante del Panatta Racket Club, alla Spiga d'Oro, hanno tentato nuovamente di rubare anche alla Bottega 24, e torna la preoccupazione tra gli esercenti della zona dopo un periodo di relativa calma. Sono ragazzini imprevedibili che non hanno regole, e quindi certo che soprattutto la sera, quando inizia a esserci magari un po' meno movimento, non sai mai come si comportano. 7 anni che ho avuto l'attività, la piazza è molto migliorata rispetto all'inizio. Ovviamente c'è ancora qualche episodio, ma come anche in tutto il resto della città mi sembra di sentire. Poi c'è una situazione generale a livello di società da mettere a posto, secondo me, a livello di genitori, figli, professori, polizia, cioè c'è un problema più sociale che di ragazzini. Problema più sociale, e di questo abbiamo parlato con il sindaco di Treviso, Mario Conte. L'appello che farò proprio nelle prossime ore, scriverò al Ministro degli Interni per chiedere un rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, perché per far fronte a queste situazioni servono progetti sociali per prevenirli, però poi bisogna anche intervenire nel momento in cui compiono questi reati, e quindi ringrazio le forze dell'ordine e teniamo alta l'attenzione. Rinforzi negli organici di polizia e carabinieri e certezza della pena per chi delinque e viene preso. Il sindaco Conte si rivolgerà al governo per chiedere aiuto nel fronteggiare alcune situazioni che allarmano la popolazione. Sindaco che nel pomeriggio ha incontrato residenti e commercianti di Piazza Pio X che lamentano situazioni di degrado e criminalità. Gli ho chiesto più sicurezza, la prima cosa, di avere le luci, perché se non ci sono, io delle volte le luci non sono accese e tutti quanti alla via abbiamo un po' paura, perché c'è della gente che passa davanti che non è che sia tanto piacevole. Maria Rossetto dell'Osteria Alloro è stata anche derubata all'interno della sua attività. Io ero dentro, che sono entrati e mi hanno portato via l'incasso, poi mi hanno portato via il portafoglio, il telefono, 2 telefoni e un portafoglio, e mi hanno scassinato tutta la porta di vetro. Il sindaco ha ascoltato le richieste e le proposte avanzate dai cittadini per questo quadrante della città. Contenta di questo incontro? Mi sarò contenta dopo. No, adesso sì dell'incontro, perché sei gentilissimo, però dovremmo vedere cosa che veniva fatto, perché è luci. Sì, quasi buio pesto di notte. Per me sono tutte faluche, cioè tutte promesse che non vengono poi mantenute, perché sono arrivato a 81 anni passati, promesse. Mi voglio un bene amati al sindaco, perché mi piace, però sono tutte cose che non possono arrivare, cioè non andrà in porto subito. È stato un incontro, direi, ricco di condivisione, un momento di partecipazione attiva, veramente molto bello, molto gradito dei residenti che da tanto tempo aspettavano un confronto con il sindaco, e con noi ci auguriamo che non sia l'ultimo. È giusto che ci sia questo rapporto diretto con i cittadini, e credo che gli interventi che stanno arrivando dall'ex
biblioteca, Palazzo Moretti, il rifacimento di Viale Cesare Battisti, così come tutta una serie di piccoli interventi che si possono fare anche, che nascono proprio da degli spunti che ci hanno detto loro, compreso l'installazione delle telecamere, possa aiutare a far tornare la serenità in questo quadrante di città. Però devo dire che ho trovato dei cittadini ovviamente preoccupati sotto certi punti di vista, ma assolutamente collaborativi. Sindaco Mario Conte, che ieri aveva detto andrò a incontrare i cittadini, e così è stato poche ore dopo. Adesso andiamo subito in diretta a Saonara, perché è stata imbrattata la panchina rossa che era stata dedicata a Giulia Cecchettin. In diretta Valentina Visentini. Sì, buongiorno direttore, siamo a Saonara, tra le altre cose a pochi metri da qui c'è anche il cimitero dove è sepolta Giulia Cecchettin. E proprio qui in questo comune a cui la famiglia Cecchettin è molto legata si è verificato un atto vandalico che ha preso di mira la panchina rossa dedicata a Giulia e a tutte le donne vittime di violenza. La panchina che è alle mie spalle è stata scardinata da terra da alcuni vandali che poi insomma l'hanno anche imbrattata con alcuni frutti caduti dalla pianta che c'è qui alle nostre spalle. I vandali sembrano siano giovanissimi, perché sono stati anche ripresi da alcune telecamere di sorveglianza della zona, immagini che ora sono al vaglio della polizia locale di Saonara. Si tratta di un 6-7 ragazzini, quasi sicuramente minorenni, che si sono accaniti contro questa panchina, togliendola proprio dalla pietra e togliendo proprio anche le viti, cercandola di scardinare. È l'unica panchina che è stata vandalizzata in questo parchetto dove mi trovo. Altri episodi di vandalismi sono verificati più avanti, ma in questo angolo dove ci sono diverse panchine, ognuna con un messaggio, i vandali si sono proprio accaniti sulla panchina rossa, quella simbolo contro la violenza sulle donne. Un atto vandalico che fa ancora più male, proprio perché prende di mira un messaggio importante, il messaggio che vuole proteggere e tutelare le donne per vittime di violenza, e tra altre cose un episodio che arriva proprio in questi giorni, quando a Padova stiamo raccontando dell'ennesimo femminicidio che si è verificato nella nostra provincia. Molto arrabbiata e delusa anche la sindaca di Saonara, Michela Lazzaro, che spera appunto che i vandali si facciano avanti anche da soli per poter poi riparare a quanto hanno fatto. Dunque un atto vile, speriamo che i baby vandali vengano identificati quanto prima. Da Saonara è tutto, linea allo studio. Un attimo Valentina, volevo sentirti anche sull'ultimo femminicidio, quello di Nicoletta Rotaru. Vediamo un titolo, uno dei tanti titoli usciti nelle ultime ore. Uccisa dall'ex marito, lei aveva più di 1000 audio delle violenze registrato per anni. Dopodiché sono state le legali della vittima praticamente a indurre i carabinieri ad ascoltare queste registrazioni, se non ricordo male. Sì, è proprio così, la spinta decisiva all'indagine, che per 7 mesi era stata un'indagine per istigazione al suicidio, è stata data dalle 2 legali che erano state contattate poco dopo la morte di Nicoletta dalla mamma della 39enne di origine moldava, perché la donna mandava alla madre negli ultimi anni gli audio delle liti violente che scoppiavano con il marito Eric Zorzi, che ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. La mamma di Nicoletta ha inoltrato alle 2 legali tutti questi audio che sono stati portati come prova in procura, ma la prova decisiva e schiacciante è arrivata quando le 2 legali hanno ritrovato anche l'audio di quella notte del 2 agosto, tra l'1 e il 2 agosto del 2023, un audio in cui si sente prima la lite furibonda con il marito che insulta e
che accusa Nicoletta, poi lei che respinge anche un suo approccio sessuale. Quando finalmente si addormenta, purtroppo il marito prende la cintura, si sente il rumore della cinghia, il respiro di Nicoletta che diventa sempre più flebile, e le ultime parole della donna prima di perdere i sensi, che dice: Eric, che cosa stai facendo? Smettila. Poi il rumore del trascinamento del corpo portato fino alla box doccia nel bagno, e i tentativi dell'uomo di smontare e far sembrare la porta chiusa dall'interno e poi rimontarla. Quindi insomma, quando le avvocate hanno avuto in mano quell'audio, è stata la prova definitiva che a marzo ha portato all'arresto del marito, e quindi l'indagine non è più stata per istigazione al suicidio ma per omicidio volontario. Tra le altre cose, ex marito che avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale già nel marzo del 2023, dopo che erano state avviate le pratiche per la separazione, ma che lui non aveva mai lasciato, anzi distruggendo addirittura l'alloggio vicino dove doveva andare Nicoletta con le figlie che in questi mesi poi sono state anche ascoltate dagli inquirenti in sede protetta, e anche loro hanno confermato i litigi sempre violenti del padre nei confronti contro la madre, che insomma mai aveva manifestato intenti suicidi, anzi alle bambine aveva detto siamo agli ultimi 100 metri, perché stava per firmare un contratto a tempo indeterminato e quindi avrebbe avuto la possibilità anche economica di poter trovare una casa tutta per loro, e aveva addirittura prenotato una vacanza di lì a pochi giorni, e quindi stava per partire con le figlie. Quindi mai Nicoletta aveva manifestato intenti suicidi, non aveva mai nemmeno parlato con le amiche, anzi alle amiche aveva sempre detto di sentirsi in pericolo, addirittura di voler far testamento affinché le figlie, in caso le fosse successo qualcosa, non fossero mai affidate a quel padre così violento, che già in passato era stato anche denunciato per molestie da un'ex fidanzata. Se non ci sono altre domande, direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Vediamo cosa ha detto su quest'ultimo femminicidio il consigliere regionale della Lega Luciano Sandonà. Anche la politica si interroga dopo il femminicidio di Nicoletta Rotaru. In questi anni sono state attivate molte procedure per permettere a donne in difficoltà di lasciare gli uomini violenti. Evidente però che bisogna fare di più. La politica deve far sapere maggiormente che ci sono queste reti di protezione per le donne in difficoltà. Ci sono dei numeri, diciamo, che si possono chiamare. La Regione Veneto ha degli sportelli appositi dedicati non solo per ascoltare queste persone in difficoltà, ma anche per poterli eventualmente ospitare in delle case che sono protette, e questo è bene che le persone e le donne lo sappiano chiaramente. Però dobbiamo anche alzare ancora maggiormente il livello e indignarci ancora di più per quello che è successo. Anche in questo caso, come in altri, si è intervenuti troppo tardi. Era un femminicidio già annunciato, già molte volte era stato denunciato agli organi competenti, insomma, le violenze che venivano fatte su questa povera donna. E poi non dobbiamo dimenticare anche quelli che sono i punti oscuri della vicenda, che era già ben da subito evidente come una vicenda di omicidio, mentre quest'uomo è stato lasciato libero per molti mesi, e libero e assieme anche alle figlie, con cui la moglie aveva evidentemente delle paure nei riguardi anche delle figlie, di come venivano trattate da parte di questa persona. Notizie come la tragica morte di Nicoletta Rotaru devono essere diffuse per evitare il più possibile che si ripetano. Gli organi di stampa, l'unica arma che abbiamo in possesso è quella, è una pena diciamo aggiuntiva, è quella di portare a conoscenza questi fatti efferati che riguardano tutti noi, la nostra società, e che noi continuiamo a dire non devono più ripetersi, però quanti sono stati i femminicidi a Padova, in provincia di Padova e nel Veneto negli ultimi anni? È una questione sociale importante, fondamentale, che riguarda e ci tocca tutti molto da vicino, perché probabilmente in questi momenti, finché parliamo, ci sono delle altre donne che sono in seria difficoltà e si trovano, diciamo, e magari non trovano gli strumenti per chiedere aiuto.
Allora, sentiamo cosa ha detto ieri sera a riguardo Silvia Calligaro, che è la segretaria provinciale di Forza Italia a Belluno. Sentiamo. Il patriarcato e la cultura dell'uomo che prevarica la donna. Sicuramente alcuni uomini hanno un senso di possesso verso la loro moglie, verso la loro compagna, e questo fa sì che in un momento patologico della coppia, quindi nel momento in cui c'è una rottura, e molte volte la rottura avviene per volontà della donna, ma perché siamo effettivamente molto diversi, lo vedo anche nel mio lavoro. La donna non si accontenta e non si fa andare bene le cose, quindi molte volte la decisione di separarsi avviene da parte della moglie, ma non perché ci sia un elemento scatenante, ma semplicemente perché non vuole portare avanti quella relazione. Invece l'uomo tende magari ad appiattirsi, a farsi scivolare addosso le cose, quindi fa fatica ad accettare una decisione di questo tipo. Ovviamente questi sono casi che devono essere analizzati, devono essere portati a conoscenza soprattutto dei ragazzi e dei più piccoli, perché quello che deve cambiare è proprio il senso di appartenenza della donna all'uomo, che non deve esserci. E quindi la donna, e adesso stiamo facendo dei grossissimi passi avanti, è indipendente e autonoma. La donna indipendente e autonoma, e questo può essere una chiave per spiegare la rabbia di certi uomini che non sopportano questa emancipazione. Adesso andiamo in diretta in prefettura a Treviso perché c'è stato un vertice per i lupi. Gli uomini fanno quello che abbiamo visto poco fa e anche i lupi fanno la loro parte, ma i lupi fanno i lupi. Andiamo subito da Lina Paronetto. A te, Lina. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, si è concluso da poco questo vertice, come ben dicevi, chiesto, voluto dal sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, che ringrazio, e che è qui insieme al sindaco di Breda di Piave Cristiano Mosole, due dei territori più percorsi, evidentemente più calpestati da questo animale, che potrebbe essere uno ma potrebbero essere anche due esemplari. Partiamo proprio da questo, sindaco Della Pietra, poi ci dirà effettivamente quello che vi è stato spiegato, ma ci sono state davvero tante segnalazioni. Facciamo un po' una conta. Sì, sono stati elencati i comuni con più avvistamenti, e dopo Maserada c'è Spresiano e poi Breda di Piave, mi pare un 26 a segnalazioni a Maserada, 17 a Spresiano e 16 a Breda di Piave, poi via via andando a scemare, ma si parlava prima circa un centinaio di segnalazioni. Ecco, l'ultima delle quali abbiamo anche un video a San Polo di Piave, quindi questo animale è in circolazione. Cosa vi è stato detto? Perché voi cercavate rassicurazioni, naturalmente la popolazione è un pochino in allarme, soprattutto magari per gli animali domestici. C'è stato detto che intanto sono 2 mesi che le autorità competenti stanno lavorando su questo lupo, che il Ministero ha già dato il via libera per la cattura, quindi sono stati precorsi assolutamente i tempi standard, che arrivano anche a 8 mesi, è stato detto, e quindi siamo fiduciosi, e a giorni anche arriverà un vademecum prodotto dalla regione, in cui insomma verranno elencati quelli che sono i comportamenti da tenere in caso di avvistamento e anche di contatto ravvicinato, con il lupo, e non appena lo avremo noi sindaci chiaramente lo veicoleremo in tutte le forme possibili. Ci conferma quindi che i tentativi di cattura di questo animale sono già in corso? Sì, io adesso non so se chiamarli tentativi o se chiamarlo protocollo di cattura, perché non mi è dato sapere tecnicamente cosa venga fatto, però assolutamente sì, c'è il via libera per la cattura dell'esemplare, e quindi non ci resta insomma che avere pazienza e seguire quelli che sono i comportamenti che ci verranno così dati dagli organi competenti. Grazie, ecco sindaco Mosole, perché finora magari qualche comportamento scorretto lo si è tenuto, e poi c'è il tema dell'apertura della caccia che è imminente e che potrebbe complicare le cose.
Sì, qualche comportamento non doveva essere tenuto naturalmente, infatti i cittadini dei vari comuni sono stati poi richiamati e quindi inviteremo a seguire già le regole che abbiamo diramato e in più quando sarà pronto questo vademecum andrà sicuramente a confermarle e probabilmente anche implementarle. Terza settimana di settembre parte la stagione della caccia, qui non sappiamo perfettamente quale effetto potrà avere. Certamente noi ci auguriamo che le operazioni in corso vengano completate prima in modo da evitare che ci possano essere ulteriori problemi. Ecco. Piave, abbiamo detto più volte in questi mesi, corridoio naturale per gli animali, non solo per i lupi. Questo episodio, queste presenze potrebbero riverificarsi anche in futuro. Si sono verificate in passato, stanno tornando adesso, tutto è possibile, sappiamo dei cambiamenti che sono in corso e abbiamo scoperto qualcosa di più di questa specie che si sposta in maniera anche molto rapida perché fa dai 20-30 km al giorno, quindi è possibile che questo fenomeno possa anche ripresentarsi in futuro. Quindi direttore, sindaci erano anche piuttosto numerosi, abbiamo sentito prima i colleghi di Salgareda, Macerata sul Piave, c'è la sindaca di Ponte di Piave, insomma una presenza importante quella dei sindaci per sapere come comportarsi e soprattutto, l'abbiamo detto, avere rassicurazioni perché, ultima battuta della pietra, i cittadini erano anche preoccupati, quelli che segnalavano. Sì, la percezione chiaramente magari spesso è differente dalla realtà. Facevamo un commento, lo facevo io prima di sopra, che anche quando succede un furto, al netto che i furti siano in calo, viene percepito come se la zona fosse, ci fosse un furto al giorno, esatto. E qui è un po' la stessa cosa, ecco. Forse qua si conosce ancora meno il fenomeno. Tant'è che poi alla fine dell'incontro abbiamo condiviso tra tutti quanti i sindaci un sistema di informazione il più coordinato possibile anche per quanto riguarda le serate informative che vedranno come protagonisti gli organi preposti e gli organi competenti e quindi insomma da dare un'omogeneità anche all'informazione ed evitare magari dicotomie nella stessa materia. Grazie allora Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave, direttore con Nicoletta Rizzetto dalla prefettura dove appunto si è concluso pochi minuti fa questo vertice sulla presenza del lupo lungo il Piave. Ti restituiamo la linea. Grazie molte, grazie a Dina Paronetto da Piazza dei Signori in diretta a Treviso. E vediamo un altro servizio dove ci sono altre immagini di lupi in azione, uno in particolare a San Polo di Piave che ha annusato un agricoltore. L'agricoltore era in mezzo delle operazioni culturali nel proprio campo e questo esemplare gli ha girato attorno al mezzo agricolo andando anche un po' ad annusare nella zona dei piedi dell'agricoltore. Poi ha preso e se n'è andato. L'ultimo incontro ravvicinato di prima mattina tra Guizza e San Giorgio a San Polo di Piave, con il comune che subito ha diramato un'allerta attraverso i propri canali. Appunto l'animale si è allontanato in autonomia, l'agricoltore poi è venuto subito ad avvisare di quanto era accaduto e da lì sono state avvisate le forze dell'ordine e la polizia provinciale. Per San Polo si tratta del primo passaggio documentato del lupo, anche questo non un dettaglio. L'esemplare apparso in buono stato non sarebbe quello zoppo, per intenderci. Il primo avvistamento a San Polo di Piave, nei giorni scorsi c'erano sentiti avvistamenti nelle aree limitrofe tra Stabiuzzo di Cimadolmo, Roncadelle e di Ormelle. Questa è la prima volta che esce tra virgolette un po' dalla zona golenale ed entra verso la parte più residenziale. Intanto c'è attesa per l'incontro promosso in prefettura e richiesto dal comune di Spresiano, territorio dove negli ultimi giorni si è registrata anche l'aggressione ai danni di un cagnolino nel giardino di una casa. Sullo sfondo le sperimentazioni avviate nel Bellunese e la scorsa settimana in alcuni comuni del Vicentino con la possibilità di allontanare i lupi mediante pallini di gomma. Si tratta di capire se nella Marca, in particolare lungo il Piave, si farà altrettanto. Allo stato attuale non è ancora chiaro quanti siano gli esemplari in giro, se 1, 2 o più. Di certo i sindaci chiedono una soluzione unitaria. Attualmente il lupo a livello europeo ha un grado di protezione pressoché totale. È chiaro che però quando la situazione diventa preoccupante ai limiti del pericolo, anzi pericolosa, bisogna intervenire. Allora sono d'accordo, va tolto questo grado di protezione, che questo non deve significare, attenzione perché lo vogliamo chiarire, perché si vedono i commenti sui social, no? Gli estremisti in un modo o nell'altro. Questo non significa che tutti si devono armare e partire alla caccia dei lupi, no.
significa che è una specie che va gestita e possiamo gestirla noi che abbiamo il problema in casa, questo è. E i sindaci hanno anche tanti altri problemi, tra questi quello degli smottamenti e delle frane con i cambiamenti climatici. Andiamo nel Marosticense dove c'è Mirko Cavallin, perché molti comuni sono stati flagellati da questi dissesti idrogeologici. A te Mirko. Non sento più. Parti. Grazie direttore, buona giornata da Colceresa con il sindaco Enrico Costa. Eravamo stati qui alcune settimane fa per parlare dell'inaugurazione di un bacino di laminazione. Ci arriveremo tra poco, ma partiamo dal punto in cui siamo. Sindaco, è un'opera nuovissima. Sì, è un'opera, tra l'altro si innesca un po' col discorso del bacino di laminazione, perché anche questa è stata fatta all'interno dei lavori della SPV, quindi un'opera di compensazione, una pista ciclabile di 1,2 km che di fatto collega le località di Mason, che è qui alla mia destra, e Villa Raspa, che è qui alla mia sinistra. Questo è tutto nell'ottica di un completamento della rete viaria pedonale e ciclabile per i nostri cittadini, per collegare i vari centri. Quest'opera, pensate che arriva da un accordo che ha più di 10 anni, però è stata consegnata di fatto qualche settimana fa. In quest'opera, in questo 2 km, c'è un ponte bello, robusto, che passa sull'argine del torrente Laverda, un torrente che adesso vediamo praticamente in secca, ma che per la sua natura, insomma, è ben robusto. Sì, allora questo è un torrente che di fatto taglia in due il nostro territorio comunale, arriva appunto da Laverda, dalla località Laverda ai piedi dell'altopiano di Asiago, e di fatto convoglia le acque provenienti dalla zona di Lusiana che abbiamo alle nostre spalle. Ovviamente adesso lo vediamo scarico, lo vediamo completamente privo di acqua, però credetemi che quando è carico di acqua fa paura. Vedete anche qui è una zona molto antropizzata. Il Genio Civile, che ha la competenza su questo torrente, ha fatto diversi lavori negli anni di sistemazione degli argini. E anche lì bisognerebbe continuare a fare questi tipi di lavoro, appunto, lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria. Per quanto riguarda invece le frane nella zona collinare, dopo il maggio piovosissimo, giugno, luglio, insomma solo agosto forse si è un po' salvato. Sì, allora noi abbiamo avuto fortunatamente meno problemi magari rispetto ad altri comuni tipo Marostica, che ha avuto diversi grossi problemi, soprattutto nella zona di Crosara, San Luca, però comunque anche noi abbiamo avuto i nostri problemini da risolvere. Detto questo, negli anni abbiamo sempre programmato delle opere di sistemazione delle varie frane, però anche lì sembrano piccoli lavori, però quando metti a posto una frana, se ti va bene, i 60-80 mila euro ti vanno via tutti, quindi pensate anche per un bilancio di un comune piccolo non è una passeggiata. E anche lì però si deve continuamente fare manutenzione, magari un pezzo all'anno, una frana all'anno. Sto pensando che quest'anno stiamo mettendo a posto una frana in zona Mure, e anche lì tramite un contributo arrivato dall'ex Unione Montana, però sono 85.000 euro di lavori tra sistemazione della strada, pali, consolidamenti, quindi insomma non è assolutamente un lavoro di piccolo taglio. L'ultima domanda, in vista dell'autunno, che sarebbe la stagione piovosa per eccellenza, è preoccupato? Allora, l'attenzione è sempre alta, però credo che dobbiamo smetterla di vivere in emergenza e programmare seriamente tutta una serie di lavori che servono sui nostri territori. Abbiamo parlato prima del bacino di laminazione. Dobbiamo continuare come comuni, ma come territorio, a sostenere quello che è il progetto di collettore di Gronda, che è di fatto un scolmatore per tutta una serie di torrenti minori che sono sul territorio verso il fiume Brenta. Quello ti permetterebbe di controllare i momenti di piena.
Lì serve però ovviamente un aiuto dall'alto. Il consorzio di bonifica ci sta aiutando, però serve sicuramente ragionare come territorio più ampio e soprattutto avere dei contributi importanti dagli organi sovracomunali. Quella è una soluzione che potrebbe sistemare, secondo me, quasi del tutto il problema sulla rete minore, diciamo. E poi contando anche tutte le diverse competenze dal genio civile al comune ai consorzi che ci sono, servizio forestale eccetera. Col sindaco Enrico Costa, con Alessandro Costacuta la parte tecnica, da Colcese è tutto, a te la linea direttore. Grazie molte, grazie a Mirko Cavallini e Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Andiamo ancora alla cronaca nera. Una donna di 71 anni residente a Cavallino Treporti è stata denunciata per aver rubato dal luogo dell'incidente una borsa appartenente ad una delle vittime di uno scontro avvenuto venerdì scorso nella località balneare veneziana. Nell'incidente avvenuto nella frazione di Cavio avevano perso la vita 2 coniugi tedeschi di 71 e 66 anni travolti da un'automobile mentre erano in sella al loro scooter. I 2 mezzi erano finiti nel fossato a lato della carreggiata. Le operazioni di identificazione erano state rallentate dalla mancanza dei documenti della coppia contenuti nella borsa della donna, che era stata appoggiata a una delle auto della polizia locale, che poi era sparita. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza è stata notata la signora giunta in bicicletta nel luogo dell'incidente fermarsi e abbassarsi per prendere la borsa. Identificata e interrogata, la donna ha ammesso di aver preso la borsa, di aver gettato in acqua i documenti della coppia e di aver tenuto uno smartphone dei coniugi che è stato restituito ai figli. Verrà denunciata per furto e appropriazione indebita, davvero un'azione di vero e proprio sciacallaggio, ma di questi tempi qualsiasi mossa siamo soliti, dovessimo fare anche in questo senso, veniamo subito ripresi dalle telecamere. Abbiamo visto la sciacalla invece picchia la fidanzata e le ruba auto e soldi. Un 33enne dominicano è stato arrestato dai carabinieri di Pederobba. L'uomo aveva precedenti per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Litiga con la fidanzata 24enne mentre sono in auto, la colpisce con un pugno e poi le ruba la vettura con dentro le chiavi di casa e 1.000 euro. Con la macchina va nell'abitazione della ragazza a Cavaso del Tomba e si chiude dentro. 33enne dominicano arrestato dai carabinieri di Pederobba, che nel frattempo erano stati allertati dalla giovane. Le accuse sono di percosse, violenza privata, violazione di domicilio e furto. L'uomo aveva precedenti per delitti contro la persona ed in materia di armi ed era sottoposto all'obbligo di firma giornaliero per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie che vive in un'altra provincia. Ora il 33enne è in carcere a Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Purtroppo è deceduta dopo aver contratto l'infezione da Covid mentre si trovava in vacanza in Albania. Per i medici non c'è dubbio che sia stato il coronavirus a innescare la miocardite che ha provocato la morte di questa donna originaria di Sedico nel Bellunese. Aveva solo 38 anni. Il Covid se l'è portata via all'improvviso a soli 38 anni. La comunità di Sedico è sconvolta per la morte di Alessia Vidotto, sottratta all'affetto dei suoi cari mentre assieme a loro stava trascorrendo le ferie estive sulle spiagge dell'Albania. Qualche giorno prima di Ferragosto la donna comincia ad accusare spossatezza e i sintomi tipici dell'influenza, raffreddore, mal di gola, febbre. Passano i giorni ma le condizioni di Alessia non migliorano, da qui la decisione di farsi visitare dalla guardia medica, quindi all'ospedale di Tirana. Le viene diagnosticato il Covid-19, malattia che i medici non avranno poi dubbi nel considerare responsabile del rapido peggioramento del quadro clinico che sfocerà in una miocardite, infiammazione dei muscoli del cuore, malattia che nonostante gli sforzi dei medici le toglierà la vita nel giro di un paio di giorni. Alessia, che da qualche tempo risiedeva nel quartiere di Mussoia, era una persona solare e gentile e le comunità di Belluno e Sedico si sono strette al dolore dei genitori, al marito e al figlio di un solo anno e mezzo. L'azienda per cui la donna lavorava ha fermato per 2 ore la produzione per permettere ai colleghi di renderle omaggio.
alla guida senza patente e senza assicurazione, senza fissa dimora, anche questo, non aveva una fissa dimora, è stato bloccato e sanzionato dalla Polizia Locale del Nord-Est vicentino. Lo avevano notato alla guida di un'auto già più volte segnalata dai dispositivi automatici di rilevazione targhe come non coperto da polizza assicurativa e privo di revisione. La pattuglia della Polizia Locale Nord-Est Vicentino gli ha così intimato l'ALT a Tiene in piazza Giotto. Gli agenti hanno riconosciuto il conducente, un 67enne da fuori provincia, ma di fatto senza fissa dimora, e hanno verificato che l'uomo circolava anche senza essere in possesso della patente di guida perché ritiratagli nell'anno 2023. È stato così sanzionato per le diverse violazioni, sanzioni che hanno previsto anche la revoca della patente di guida e l'alienazione del veicolo. Ma nell'ambito dei controlli del fine settimana, le pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino di Tiene hanno proceduto con la contestazione di altre 6 violazioni per la circolazione con veicolo non coperto da assicurazione, con il conseguente sequestro amministrativo del mezzo, e di una violazione per guida in stato di ebbrezza alcolica. Adesso sempre da Vicenza una bella storia che riguarda un imprenditore che ha fatto assumere, che ha assunto un ex ristoratore che era diventato clochard, era diventato un barbone. Una buona notizia che arriva dal territorio di Tiene, precisamente siamo a Zanè, è una storia a lieto fine che era già arrivata agli onori delle cronache. Parliamo di un ex imprenditore che faceva il ristoratore, finito per strada per motivi proprio di fallimento dell'azienda, era stato truffato dal socio, insomma aveva così finito la sua attività in questo modo. La notizia è che questa persona è balzata agli onori della cronaca di Milano e qualcuno ha voluto aiutarlo indicandogli un'alternativa, un modo per uscire da una situazione, ed è un altro imprenditore, il presidente di Arowell d'Italia, siamo a Zanè appunto, Mirko Gasperotti. Piacere mio. Ecco, proprio lui ha voluto fare questa azione, ovviamente poi ci spiegherà anche i motivi, che non è poi fine a se stessa, ma soprattutto parliamo di Andrea, poi restiamo su questo nome, di questa persona, ecco, a grandi linee cosa ha fatto in questo caso? Beh, ho letto sul Corriere della Sera edizione di Milano, il 27 di luglio esattamente, quando ho chiesto al capo dei City Angel che seguono tutti i clochard che ci sono su Milano se riuscivamo a rintracciarlo, visto che è un collega, l'ho rintracciato, mi ha dato il numero, l'ho chiamato, subito lo abbiamo messo in sicurezza, l'abbiamo fatto dormire su un ostello e subito abbiamo dato nel circuito degli imprenditori che fanno parte di Osa Community, che sono circa 7.000, l'esigenza di avere un posto di lavoro in una certa zona e su una certa funzione, e il venerdì successivo la fortuna ci ha assistito e ha avuto un contratto di lavoro. Insomma, ecco, noi abbiamo un apposito fondo all'interno di Osa Community che aiuta gli imprenditori in difficoltà, e in questo caso siamo stati anche molto rapidi. Ecco, proprio questo è il secondo aspetto importante, non è stato un fenomeno, un episodio fino a se stesso, ma l'imprenditore è proprio il fondatore di questa associazione di altri imprenditori che ha come motivazione l'intenzione di aiutare chi, lei usa un termine, vero? Chi cade? Sì, cade da cavallo, perché quando cadono da cavallo gli altri non si sente il male, ma posso garantire che quando uno cade da cavallo è abbandonato da tutti, e come imprenditori trovo doveroso dare il nostro piccolo contributo, perché è un piccolo contributo ma ha cambiato la vita di questa persona. Ecco, lei è proprio anche esponente di un modo di intendere la crescita economica, ecco, non solamente il business fino a se stesso, ma deve essere condivisa. Questo concetto qual è? È il concetto che bisogna aiutare gli altri, bisogna aiutare il territorio, bisogna aiutare i collaboratori, e in questo caso i colleghi imprenditori, che in questo momento sono sicuro che Andrea supererà questo ostacolo, si rimetterà in carreggiata e poi riprende in mano la sua vita, è una vita restituita alla normalità. Ecco, lei è anche, come dire, parte di questa attività, insomma avete radunato quanti siete e comunque che attività, cosa vi proponete? Siamo in 7.000 in tutta Italia, sono 8 anni che c'è Osa Community, abbiamo 14 sedi fisiche e 3 sedi online, c'è una sede a Vicenza, ci riuniamo ogni mese, ci sono circa 200-250 imprenditori e cerchiamo di far aumentare la cultura imprenditoriale degli imprenditori, soprattutto le piccole e medie imprese. Il nostro obiettivo è
è quello di cambiare la direzione di almeno 50.000 imprenditori in Italia, ma credo che siamo sulla buona strada. Ecco, cosa l'ha mossa questa scelta? Insomma, non è da tutti, insomma, però ci sono posti dove effettivamente c'è una cultura della condivisione, parlava degli Stati Uniti per esempio. Stati Uniti give back è molto, molto sentito, ma io personalmente sono mosso dal fatto che sono stata una persona fortunata, ho avuto tante cose dalla vita e penso che ritornare un po' di queste cose, un po' di questa fortuna, magari a persone che non sono fortunate, sia il minimo del minimo che si possa fare, perché tante volte pensiamo che lo Stato deve fare tutto, che le persone sono sempre gli altri che devono aiutare. Se ognuno di noi ci muovesse con questi piccoli passi, esisterebbe molta meno povertà, esisterebbe molte meno situazioni difficili. Allora, intanto la ringraziamo per averla conosciuta. Grazie a voi e grazie a tutti i vostri telespettatori. Grazie molte a Daniele Garbin da Vicenza. Adesso ci trasferiamo subito a Venezia, siamo sotto il ponte di Calatrava, dalla splendida Ilaria Marchiori che potrebbe andare sul red carpet ed essere scambiata per una diva del cinema, insieme a Giovanni Giusto che è il delegato alla tutela delle tradizioni del Comune di Venezia, delegato dal sindaco Brugnaro. Per la regata storica è iniziato il conto alla rovescia. A te Ilaria. Eccoci qui direttore, troppo gentile, troppo buono, ma la ringrazio per i complimenti. Siamo appunto qui con Giovanni Giusto perché manca davvero pochissimo alla giornata storica della regata qui a Venezia. Giovedì ci sarà la benedizione dei gondolini, ma il clou sarà proprio nella giornata di domenica 1 settembre e qui insieme a Giovanni Giusto per parlare di un aspetto importantissimo che quest'anno riguarda la regata storica, ovvero una foltissima presenza di giovani, il che sta a significare una continuità della tradizione veneziana, al contrario di invece chi dice che sta piano piano morendo, giusto? Sì, quelli sono i gufi, no? Sono sempre esistiti e va bene, ci conviviamo, però purtroppo quest'anno ci stanno molto male, ma sono già 2 o 3 anni insomma, che hanno numeri alla mano, va bene, sicuramente vengono smentiti nella loro storicità dell'esistere, gufando. La regata storica, non dico che il mondo della voga sia in ottima salute, ma chi sta reagendo, sta lavorando perché questo comunque possa continuare, sta ottenendo dei grandi risultati e magari attraverso la regata storica lo possiamo anche dichiarare, dove l'età media è del 32 anni, sia nelle regate maschili, quelle senior, che quelle femminili, e pensando che la voga alla veneziana, la voga alla veneta è un'attività sportiva longeva, abbiamo regatanti, quindi campioni ultra sessantenni, ecco, avere un'età media di 32 anni vuol dire non tanto, molto ma molto di più, e in più ogni anno vengono riconfermate, va bene, i ruoli delle categorie dedicate ai più giovani, che sono tantissime, perché pensate, ci sono ben 5 regate dedicate agli under 18, quelle delle schi e delle massarelle junior e senior che arrivano fino ai 14 anni e là sono misti maschi e femmine e sono l'orgoglio di tutti i veneziani, e quando li vediamo passare in Canale Grande sicuramente oltre a riempirci di speranze anche ci inorgoglisce, ci viene da dire guardate, ecco, questo è il nostro futuro e lo vediamo e lo possiamo dichiarare anche così pubblicamente, visivamente. E poi le 2 regate, di cui una nuova, il primo anno che viene inserita in regata storica, dedicata ai giovanissimi, cosiddetti così, cioè fino all'età dei 18 anni, dove quest'anno ho inserito la categoria dedicata alle giovanissime, quindi alle ragazze, per andare a riempire quel vuoto che c'era, quel tassello mancante di collegamento dai 14 ai 18 anni che non c'era. Ce l'abbiamo, abbiamo addirittura il ruolo intero, quindi insomma grande successo sicuramente. Ecco, avete sentito dunque, conto alla rovescia per la regata storica e poi grandi preparativi in città in occasione dell'inizio della mostra del cinema. Ancora pochissimi secondi, poi restituiamo la linea allo studio, giusto, però giovedì sarà una giornata importante per la storica. Ecco, giovedì è praticamente la presentazione di tutti quelli che saranno gli eroi, tra virgolette, agonisti della regata storica. Sappiamo che in regata storica c'è l'apertura con il corteo storico, cioè praticamente la rievocazione, e poi il corteo sportivo che è la dichiarazione
cultura e dell'attualità. Eravamo così, oggi siamo ancora così, ma vestiti diversamente, le barche sono le stesse. Subito dopo c'è tutto l'apparato agonistico, ci sono tutte le regate, va bene, delle diverse categorie, e che tutti i personaggi delle varie regate saranno presentati attraverso una sfilata in Canal Grande che partirà da Rialto e arriverà alla Madonna della Salute, va bene, per presentarli alla città e a tutti quelli che comunque seguono questo mondo o anche improvvisati al momento. Alla Salute poi la cerimonia ormai storica, che è quella chiamata la benedizione dei gondolini, ma in realtà di tutti gli equipaggi, che alla Salute, oltre a ricevere la benedizione, abbiamo tutti bisogno di benedizione, anzi io avevo suggerito al padre di farla con un secchio proprio colmo, va bene, chissà che magari le cose si raddrizzino, ma oltre alla benedizione ci sarà anche quella che è il rito, no? Della consegna delle fasce colorate come il colore dell'imbarcazione, e anche di alcuni riconoscimenti, soprattutto ai giovani, che vengono fatti già il giovedì stesso. E dopo un arrivederci tutti a domenica, appuntamento fisso, dobbiamo riempire il Canal Grande, quindi non ci sono scuse, è inutile dire ma non va più nessuno, non va più nessuno, se dopo state a casa davanti alla televisione, va bene, comodi e seduti su un divano magari eccetera. Tradite quella che è la continuità, soprattutto quelli che invece quotidianamente, quindi non solo il giorno della regata storica ma anche il giorno della regata storica, sono presenti per dimostrare che ci siamo. E allora accogliamo l'appello di Giovanni Giusto, domenica tutti qui per assistere alla regata storica all'insegna della tradizione e della continuità veneziana. Grazie Giusto, qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Giovanni Giusto, che è un grande restauratore veneziano, di professione restauratore. Grazie a Ilaria Marchiori, e per la parte tecnica Simone Merlo. Restiamo a Venezia, anzi andiamo al Lido di Venezia, perché domani è il grande giorno, l'apertura della 81esima edizione della mostra del cinema. 21 film in concorso, 5 italiani che sognano il Leone d'Oro, e al Lido ovviamente fervono i preparativi. Sentiamo Lorenzo Maia. 21 film nel concorso principale di Venezia 81, tra cui anche 5 titoli italiani in corsa per il Leone d'Oro, il premio più ambito, 83 film che fanno parte della selezione ufficiale e poi 5 serie TV e 17 cortometraggi. Sono alcuni dei numeri più significativi dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La cittadella è ancora un cantiere in alto mare, ma mercoledì sera, per magia o per incanto, funziona sempre tutto quanto, è il detto benaugurante di Luca Prader, oltre 40 mostre del cinema alle spalle. Chi conosce a memoria il rito dei preparativi è la famiglia Saonel, custode del Palazzo del Cinema. Monitoriamo lo stato dei palazzi, che dal 2001 sono diventati 2, prima era il Palazzo del Cinema, adesso sono anche il Palazzo del Casino. Quindi un po' monitoriamo i problemi che vengono a presentare queste 2 strutture, che sono abbastanza vecchie, una del 37 e l'altra del 38. Domani sera ci sarà già la preapertura con l'Oro di Napoli, anche con la possibile presenza in sala del Ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano. Essere guardiani del palazzo è un'arte che Roberto ha ricevuto dal papà e trasmesso a sua volta ai propri figli, Giulio e Luca. Ci siamo nati comunque qua dentro, quindi è una cosa che viene comunque dalla famiglia, quindi è una cosa che viene dalla famiglia. È importante, si porta avanti, è una tradizione, si sta bene qua durante l'anno, lavoriamo e il cinema mi è sempre piaciuto, è una bella occasione anche per conoscere tante persone, per avere un confronto con tante persone internazionali. Voi abitate proprio qui dentro il palazzo? Sì. Quindi in questi giorni avete bisogno del pass per andare a casa? Assolutamente sì. Più che altro per uscire di casa. E poi abbiamo anche avuto nella storia e adesso delle donne dietro, mia mamma e la loro mamma, che ci supportano. Ciao Alberto. Ciao Alberto, ti aspetto per l'abbraccio iniziale dopodomani. Solo dopo questo abbraccio, Venezia 81 potrà finalmente avere inizio. Un ottimo servizio di Lorenzo Maier sui custodi del Palazzo del Cinema, di cui si parla pochissimo, ma che sono lì da, come avete sentito,
da moltissimi anni. E sarà la prima mostra del cinema per il nuovo presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, e ovviamente Lorenzo Maier non ha mancato di intervistarlo. È la sua prima mostra del cinema da presidente, come si approccia a questo? Io sono emozionato già dal primo giorno in cui ho assunto la responsabilità della Biennale di Venezia, quindi l'emozione diciamo che è la costante delle mie giornate. Bene. Volevo chiederle un film, non del programma, ma un film che le sta molto a cuore, che le piace, di quando era bambino, di adesso, un film. Sì, Il barbiere di Siberia di Nikita Mikhalkov, e io sono un po' sentimentalone, e quindi questo film che mette insieme la storia d'amore e poi tutto quello che costruisce nel melodramma mi travolge da sempre, da sempre, da sempre. Il cinema le piace, è un'arte che segue con passione? È l'arte politica per eccellenza, anche perché sono cresciuto come un ragazzo di paese e al cinema ho trovato quello che poi solo Tornatore ha saputo spiegare attraverso il nuovo Cinema Paradiso, il luogo in cui si sta tutti insieme e tutti insieme si partecipa di volta in volta, secondo la programmazione, all'allegria, allo spavento, alla commozione, al colossal e all'epica. Ecco, venendo invece al suo ruolo di presidente della fondazione, che obiettivi ha questa mostra, come è andata l'organizzazione? Questa mostra ha come obiettivo quello di onorare la sua stessa tradizione, perché è di eccellenza, e quindi mantenere punto per punto, passo dopo passo, quello che da sempre nella sua storia la Mostra del Cinema di Venezia ha rappresentato e ha offerto al pubblico dell'intero mondo. Poi una mostra molto varia con tanti temi. Una mostra varia con tanti temi e soprattutto con una capacità unica di sapere essere la vetrina non di quel che c'è, ma di quel che arriverà. Chiedo anche un'altra cosa: come è stato in questi mesi lavorare, interagire, collaborare, conoscere uno straordinario direttore come Alberto Barbera? Beh, innanzitutto io posso ben dire che ad Alberto Barbera debbo innanzitutto un grazie, e cioè nell'aver accettato di restare con noi pur avendo già scaduto il suo mandato, e quindi rinnovandolo è stata una certificazione di quello che possiamo dire è ben più che fiducia, è un continuo applauso. E rivedere per esempio il suo predecessore Roberto Cicutto, che sarà qui, è contento? Certo, figurarsi, siamo amici. Dal punto di vista, poi chiudiamo, dal punto di vista diciamo per il nostro paese, che messaggio darà la mostra di Venezia, il nostro paese? Io ho un'idea ben precisa riguardo ai messaggi e la rubo da una famosa citazione: se devo fare un messaggio vado all'ufficio posta e telecomunicazioni, e quindi l'unica cosa che mi riguarda, che ci riguarda e che riguarda l'essenza stessa della mostra del cinema è quella di offrire un prodotto industriale per com'è il cinema attraverso la certificazione speciale chiamata arte. Allora al telefono in diretta il nostro inviato al Lido Lorenzo Maier. Lorenzo, allora pendiamo dalle tue labbra il presidente, il direttore della Biennale, della Mostra del Cinema, poi adesso sarà la volta di attori, attrici, registi. Come ti muoverai così nel labirinto della mostra? Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori. Beh, intanto possiamo dire che abbiamo proprio pochi minuti fa terminato di intervistare la madrina, che vedremo questa sera nei nostri TG, ma davvero ha fatto un'intervista molto densa di significati, molto importante, che ha già fatto vedere la statura di Sveva Arviti, una sorpresa, una scoperta possiamo dire del direttore Alberto Barbera, anche se in realtà non è così, perché è conosciutissima all'estero, ma insomma in Italia è stato un po' un nome nuovo tirato fuori dal cilindro. Quindi la madrina è arrivata emozionata, felice, ha ringraziato Venezia, ha ringraziato la Biennale, poi questo pomeriggio farà la consueta
passeggiata sulla spiaggia, ma per l'intervista alla madrina vi rimandiamo ai TG di questa sera e la raccomandazione è di non perderla perché veramente ha detto cose importanti. Invece la mostra, diciamo, già scalda i motori perché questa sera ci sarà la preapertura con l'Oro di Napoli, questo restauro di questo film Oro di Napoli del grande De Sica, è restaurato anche grazie a Cinecittà, e poi domani l'inaugurazione ufficiale su Red Carpet, tantissimi libri che arriveranno da qui ai prossimi 10 giorni. Davvero, come diceva il direttore Barbero, una mostra che per quanto riguarda le presentazioni si preannuncia mai così affollata come negli ultimi 20 anni, il ritorno degli americani, ma anche tanti temi, anche scomodi possiamo dire, perché nelle presentazioni dei film, nei trailer, nelle anticipazioni si scopre che è veramente un programma vario che spazia su tantissime cose, da documentario su Mussolini alla guerra, al dialogo generazionale tra genitori e figli, insomma c'è un po' di tutto e appunto come si diceva l'importante è avere uno specchio di quello che è e di quello che sarà. Lorenzo, grazie molte, ne avrai da raccontare nei prossimi giorni. Intanto vediamo tra le iniziative in programma nella giornata di apertura, cioè domani, anche la proiezione del film Il Terrorista, che venne interamente girato a Venezia, omaggio per il centenario della nascita del regista veronese Gianfranco De Bosio. In occasione del centenario della nascita del regista e sceneggiatore veronese Gianfranco De Bosio, nella giornata che accompagnerà l'apertura dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al Lido, mercoledì alle ore 19 al Cinema Astra in via Corfù ci sarà la proiezione del film Il Terrorista, interamente girato a Venezia. La proiezione sarà gratuita e aperta al pubblico, a tutti, come spiega il critico cinematografico Giuseppe Ghigi, co-curatore del volume, insieme a Maria Ida Biggi, quest'ultima presidente del comitato per il centenario del grande regista. Il regista teatrale, ma anche lirico e anche cinematografico, abbiamo ristampato in una totale nuova veste, assieme a Maria Ida Biggi, il volume che nel 1963 Neri Pozza aveva stampato con la sceneggiatura, un intervento di Ferruccio Parri, eccetera, aggiungendo poi la proiezione del film Il Terrorista, che è un film che è stato restaurato dalla Lier, in particolare da Patrizia Bersanti, un restauro magnifico ed è l'occasione per i veneziani per rivedere un film straordinario. Davvero straordinario, prima di tutto perché è tutto girato a Venezia, siamo nel 1944 ed è forse, almeno dal mio punto di vista, il film più importante, più denso sulla Resistenza. Un film tutto da riscoprire. Il film si avvale nella straordinaria interpretazione di Gian Maria Volonté, di Anouk Aimé, di Neri Pozza, di Bosetti e c'è anche una piccolissima parte di Raffaella Carrà, ancora giovanissima, fa un piccolo, modestissimo ruolo molto breve. Andiamo in pubblicità, un paio di minuti con i nostri registi Andrea Basso e Tommaso Migotta, tra poco. Tensione all'interno della coalizione del centrodestra dopo le parole di Tajani, il ministro degli esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che ha candidato Flavio Tosi alla presidenza della regione e poi ha aperto anche sullo Ius Scholae ed è stato critico sull'autonomia. Sentiamo. La corrente di Forza Italia, che si chiama Forza Nord, che fine farà?
perché visto che è stata creata questa corrente apposta per portare avanti quelle che sono le istanze del Nord Italia, vedendo che c'è Tajani che continua a frenare, penso abbiano staccato veramente la corrente a Forza Nord. È un interrogativo che sa di provocazione quello che il capogruppo della Lega in Consiglio regionale si pone all'indomani della visita del ministro Tajani a Verona per il maxi raduno degli scout. Vigiliamo sulla riforma Calderoli, ha detto ai giornalisti Tajani, rilanciando il tema dello Ius Scholae e confermando Flavio Tosi in rampa di lancio come candidato forzista per il dopo Zaia, per i leghisti decisamente troppo. Invece di pensare ai diritti dei veneti, il diritto supremo che è quello dell'autonomia, stanno pensando a dare la cittadinanza più facilmente agli stranieri, oppure si stanno avventurando in altre questioni che hanno più a che vedere magari col PD o con i 5 Stelle rispetto a quelle che è la linea di governo del centrodestra. Ma il cahier de doléances leghista si allunga giorno dopo giorno. Se poi ci aggiungiamo anche gli attacchi più o meno quotidiani che arrivano da Tosi, da Forza Italia Veneto nei confronti di Zaia, della nostra maggioranza, dove hanno dichiarato che non voteranno il bilancio per quello che riguarda la questione dell'IRAP, allora mettendo assieme tutti questi puntini sinceramente la situazione diventa alquanto dubbiosa. Per quello ho chiesto solo chiarezza: da che parte sta Forza Italia? Risponde a strettissimo giro lo stesso Tosi, e non sono carezze. Detto dalla Lega, che ha governato 3 anni su 5 nell'ultima legislatura con i grillini e sull'autonomia non ha fatto nulla nonostante avesse mezzo governo a disposizione, noi siamo al governo da 2 anni poco più e con l'aiuto di Fratelli d'Italia e della Lega siamo appunto riusciti a portare a casa il provvedimento sull'autonomia, votandolo tutti unanimemente senza fare emendamenti. Nessuna forza di centrodestra ha fatto emendamenti, quindi la polemica di Villanova è polemica sterile e strumentale, perché non si basa sui fatti. Insomma, nessuna lezione sull'autonomia, anzi è la strategia della Lega in materia anche di referendum che rischia di diventare un boomerang. Se tu spaventi l'elettorato del Sud, rischi che il referendum passi, quindi bisognerebbe essere più pragmatici, più seri, più tranquilli e pacati, in modo tale che il referendum non passi. Se invece la fai diventare una battaglia nordista, rischi che poi il Sud ti bocci la riforma, ma il Sud trasversalmente, elettorato della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, del PD, dei 5 Stelle, perché l'errore da non fare è contrapporre il nord al sud. Quanto al progetto Forza Nord, lanciato nei mesi scorsi in Casa Azzurra, l'attività riprenderà a breve con incontri e convegni, anzi scatta altrettanto provocatoriamente l'invito. Il progetto Forza Nord non è un problema di Villanova, sono fatti nostri e va avanti. Se Villanova vuole aderire o dare una mano, visto che se ne interessa, ben volentieri. E ne abbiamo parlato ieri sera ovviamente a Focus, sentiamo cosa ha detto Gian Antonio Darè. Chiaramente aggiornare, però se no muore, però non mi pare che questa sia la soluzione migliore. Io l'ho detta in maniera molto esplicita, nulla non rappresenta il movimento della Lega, non rappresenta quella che è stata la sua storia, non rappresenta neanche il futuro. Poi è chiaro che se Paolin dice che non succederà niente, io dico che forse è meglio guardare un po' avanti. Quando si fa un'associazione, di solito l'associazione poi è il preludio poi per trasformarsi in partito, tant'è vero che in centro Italia ci sarà la rappresentazione nei prossimi giorni, a Udine mi pare verso il 22 o il 27 ci sarà la rappresentazione di questo movimento di Vannacci, quindi sono tutti passaggi per arrivare poi a costituire un partito e un'alternativa chiaramente alla Lega. D'altra parte Vannacci si è candidato con la Lega, era andato in Fratelli d'Italia, ma mi pare che il ministro della Difesa gli abbia dato il ben servito subito, è stato raccolto da Salvini perché non avendo altro e doveva raccattare voti in qualsiasi maniera, ha raccolto Salvini, ma ha raccolto Cesa, ha raccolto Patriciello, ha raccolto una serie di personaggi che nulla a che vedere con la Lega. Poi ripeto, io sono stato espulso e quindi posso permettermi anche di fare qualche critica, l'ho fatta quando ero all'interno del partito sapendo benissimo di che cosa rischiavo, ma dire che Vannacci è il futuro della Lega, no, ha un altro partito, ha un'altra idea, ha altre idee che sicuramente non condivido per il mio passato storico. Ricordo che 41 anni li ho fatti nella Lega, quindi posso permettermi, l'ho detto quando ero all'interno e l'ho detto in maniera molto chiara. Gian Antonio Darè ieri sera stava parlando del generale
Vannacci. Erano arrivate critiche all'ex sindaco di Montebelluna Marzio Favero, oggi in Consiglio regionale, per aver detto a Focus che Vannacci avrebbe dovuto lasciare la Lega perché non c'entrava niente con il Carroccio. Sullo Ius Scholae ancora scontro tra Forza Italia e Lega. Sentiamo di nuovo Flavio Tosi. Questo è un argomento sul quale discutere, non fa parte dell'agenda di governo e quindi non è urgente. Tajani l'ha posto come un problema che c'è, perché l'hanno posto tutte le categorie economiche, non in termini di Ius Scholae, l'hanno posto in termini di dire abbiamo l'inverno demografico perché c'è, abbiamo i posti di lavoro e non abbiamo i lavoratori, e quindi questo è un tema che va affrontato. Ci sono due strade che non sono alternative, tranne che una a tempi lunghi e una a tempi rapidi. Tempi lunghi è quello di fare le politiche per la famiglia, l'ha fatta la Francia, l'ha fatta il Nord Europa, ci ha messo 20 anni a sconfiggere l'inverno demografico, però 20 anni da quando sono partiti. Quindi se adesso noi, come si sta facendo, perché il governo Meloni lo sta facendo, di dire politica a favore delle donne che lavorano, politica a favore delle donne, a favore della famiglia, sgravio del cuneo fiscale, ma se parti adesso e arrivi fra 20 anni, come paese siamo morti di vecchiaia, perché ahimè questo è il dato, ormai siamo a 1 millimetro del fatto che le pensioni supereranno gli stipendi, perché siamo arrivati lì, quasi anche in Veneto a livello nazionale ci siamo. Quindi con questo scenario gli industriali, le categorie economiche dicono serve forza lavoro, quindi anche il fatto di attrarre cittadini e far capire che a chi si comporta bene, a chi è integrato, gli si dà la cittadinanza, è una leva. Non per niente la Germania, che è un paese che su questo ha le viste molto lunghe, selezionando e scegliendo chi far arrivare, la Germania ha lo ius soli temperato. Se tu nasci da genitori che comunque possono essere stranieri, ma sono lì in Germania da almeno 5 anni, tu puoi avere la cittadinanza. Chiediamo noi è meno, perché l'ius soli è meno. Ma per far capire l'atteggiamento che c'è in altri paesi che capiscono che hanno anche loro il problema dell'inverno demografico e che quindi che rischia di diventare insostenibile il tema pensioni, il tema sanità, il tema sociale, e quindi bisogna fare in modo di creare opportunità di lavoro anche portando delle persone che sono integrate. I ragazzi che fanno 10 anni qua a scuola parlano il dialetto meglio di me. Allora, questo era Flavio Tosi, si è parlato anche di immigrazione, ieri sera a Focus, ne parleremo anche stasera. La rotta balcanica è sempre meno sotto i riflettori, ma ne arrivano tanti proprio dalla Slovenia, e a Trieste la situazione in Piazza della Libertà è questa. Migranti stesi a terra ad aspettare un trasferimento o l'assegnazione di un alloggio, intere famiglie all'addiaccio con donne e bambini e tante immondizie ovunque. Piazza della Libertà è tornata quella di prima, un biglietto da visita per chi arriva a Trieste con il treno. Il primo spettacolo è il degrado. Che si tratti di persone di passaggio che si ritrovano proprio davanti alla stazione o che queste scelgano quel luogo perché non hanno altro posto dove andare, un dato è certo. Sono più di 50 i migranti senza dimora che dormono all'aperto, un numero in realtà inferiore rispetto a 2 settimane fa. Diversi giorni or sono è stato eseguito un trasferimento di alcune decine di persone verso altre regioni d'Italia. Subito dopo però sono arrivati altri stranieri a Trieste. La situazione è di non facile gestione. Il campo scout di Prosecco non opera a pieno regime, i lavori di adeguamento della struttura non sono ancora stati eseguiti e la chiusura del silos ha più che altro spostato il problema. Peraltro dentro la fatiscente struttura prossima alla vendita sono tornati i migranti, nonostante le reti di ferro alzate per sbarrare ogni ingresso. Non è un segreto poi la presenza di persone all'interno dei vecchi magazzini del Porto Vecchio. Lo stazionamento di senza tetto nella piazza davanti alla stazione per i triestini ormai è una visione abituale. I turisti invece si pongono delle domande chiedendosi chi siano queste persone e perché si trovino lì. Intanto Piazza della Libertà continua a essere osservata speciale di polizia locale, carabinieri, polizia di Stato e militari dell'esercito a causa dei tanti episodi di cronaca che narrano fatti violenti proprio fra cittadini stranieri. Ogni giorno ci sono passaggi ai presidi delle forze dell'ordine, ogni mattina la piazza viene ripulita, una pulizia che viene fatta ovunque in città, ma qui il lavoro degli operatori ecologici è un po' più impegnativo che altrove. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione
triestina. Adesso andiamo a Mestre, dove continua la protesta settimanale in via Palazzo di coloro che chiedono le dimissioni del sindaco Brugnaro e della sua giunta. La prima volta erano un paio di decine di persone, ma col trascorrere delle settimane stanno crescendo le persone e le associazioni che ogni sabato mattina aderiscono all'appuntamento davanti al municipio di Mestre per chiedere dimissioni di sindaco e giunta. L'iniziativa è nata dopo l'indagine della Procura di Venezia, ma la sua funzione si sta allargando a cassa di risonanza per chiunque voglia denunciare un problema. La sanità funziona male in tutta Italia e anche nel Veneto, nonostante si tendi a diffondere l'idea che tutto va bene, uno basta che frequenti gli ospedali e si rende conto che non funziona bene. Non per niente ci sono quelli che propongono una quarta riforma sanitaria per rimettere in ordine il diritto alla salute che hanno i cittadini. Questa volta, ad esempio, in via Palazzo sono arrivati anche dei residenti del Lido. L'ospedale al mare, fondato nell'800, è diventato un'eccellenza internazionale per le cure climatiche, raggiungendo il picco di 1400 posti letto negli anni 50, non c'è più da tempo e la sanità nelle isole della Laguna di Venezia è al centro del dibattito. Per arrivare all'ospedale abbiamo i mezzi acqui, abbiamo quelli normali della CTV che sono ogni 20 minuti invece che ogni 10 minuti ed è la cosa più assurda di sto mondo, perché per noi il primo punto da raggiungere non è Piazza San Marco, è l'ospedale. Guarda caso, siamo anche piuttosto anziani, piuttosto acciaccati, però per noi che non abbiamo più questo bellissimo ospedale abbiamo bisogno di raggiungere il più vicino, che è un buon ospedale, il nostro ospedale. Tra Lido e Pellestrina vivono circa 20.000 persone che in determinati periodi, come adesso durante la mostra del cinema, raddoppiano. Una piccola città. Ma i problemi ci sono anche quando finisce la bella stagione. Quando in inverno, in cattiva stagione, c'è il vento di bolla. I motoscafi non fanno il giro per la laguna, non fanno il periplo dell'Arsenale per andare in ospedale. Allora si aggrava col cattivo tempo, o per nebbia o per la laguna troppo mossa dalla bolla, bisogna prendere i vaporini normali. Il caro libri a scuola è un problema ricorrente, ce ne parla Elena Dal Forno. Il ritorno a scuola si preannuncia per le famiglie italiane come l'ennesima stangata per il caro libri. Le associazioni di consumatori lanciano l'allarme prevedendo un aumento dei prezzi dei testi superiore all'inflazione, con un più 3% rispetto al 2024 e un più 8% rispetto al 2022. Secondo l'Osservatorio Nazionale, la spesa media per studente si aggirerà intorno ai 590 euro solo per i testi obbligatori e 2 dizionari, segnando un più 18% rispetto all'anno precedente. La preoccupante situazione grava sulle spalle di genitori già alle prese con rincari generalizzati. Ecco perché il mercatino dell'usato, avviato in questi giorni in tutti gli istituti scolastici, apre uno spiraglio di respiro in molte famiglie e aiuta anche la scuola. Il prezzo è il 50% di quello originale, più un compenso che viene dato alla scuola per lavori. Per esempio volevano fare un osservatorio di astronomia. Gli aumenti sono notevoli, avendo 2 figli al liceo veniamo al mercatino e ho appena ringraziato infatti chi offre il proprio tempo per fare queste cose, perché è un'iniziativa importante, molto importante per noi. L'aumento è notevole e anche le nuove edizioni che non si capisce, io tra un figlio e l'altro, ma che faccio, aspetto oppure no, cioè non sai mai insomma quanto c'è di sostanziale o cosa, ma impatta parecchio. Noi compriamo libri usati. Così si cerca di aiutare un po' anche la scuola, perché una parte del ricavo va anche alla scuola, insomma, quindi è una cosa utilissima. A confermare che quest'anno il movimento è maggiore è la signora Flavia, una delle responsabili dell'organizzazione. C'è stato molto più movimento, siamo anche noi più organizzati, però sì, più richiesta. Soddisfatti anche i ragazzi che guadagnano qualche soldo e ribadiscono che non è sempre giusto cambiare edizione. Innanzitutto aiuti anche altri studenti, perché vendere libri comunque fa prendere soldi ad altri studenti, quindi che magari usano per poi comprare libri nuovi, quindi aiuti quelli come te, diciamo. Sì, ho miei amici che avevano anche vecchie edizioni e comunque avevano i compagni che comunque, se avevano bisogno di esercizi particolari o di qualcosa di aggiornato, chiedevano ai compagni, però per il resto erano molto valide come edizioni precedenti, ecco. Breve stacco pubblicitario e torniamo subito da voi.
I carabinieri di Feltre hanno rinvenuto la statua della Madonna di Colmenador, scomparsa qualche giorno fa dal comune della Valle Agordina, dove era stata collocata. La segnalazione di un manufatto simile a quello scomparso è stata segnalata da un cittadino al 112 mentre passeggiava nei pressi del cimitero di Nemeggio. All'arrivo della pattuglia i militari hanno riconosciuto il manufatto di cui nei giorni scorsi avevano parlato i giornali, procedendo a verifiche comparative, prelevata e posta sotto sequestro per consentire lo sviluppo di ulteriori accertamenti. La statua sarà nel frattempo custodita dall'Arma dei Carabinieri presso la compagnia di Feltre. È intatta e non presenta segni di danneggiamento. Cavallino Treporti ha rinnovato l'appuntamento con il suo spettacolo di fuochi d'artificio. Da Guinness dei primati ci racconta tutto Filippo Fois. Davanti ad almeno 250.000 spettatori di varie nazionalità, i fuochi d'artificio illuminano 12 km di spiaggia a Cavallino Treporti. Giunto alla 19ª edizione, Beach on Fire, letteralmente spiaggia a fuoco, ha rinnovato lo spettacolo pirotecnico che nel 2016 è entrato nel Guinness dei primati come il più lungo al mondo. Un appuntamento talmente atteso che molti turisti prenotano le proprie ferie in concomitanza con questo evento. È l'occasione per le famiglie di incontrarsi, sia per i residenti sia per i nostri ospiti, e quindi dal punto di vista anche del sociale, della possibilità di stare assieme, è veramente un grande risultato. Uno spettacolo da Guinness che ha alle spalle una preparazione meticolosa. Abbiamo coinvolto la Regione Veneto, Città Metropolitana, proprio aprendo il COC, Centro Operativo Comunale, per poter avere anche un dispiegamento di forze adeguate e poter avere tutti questi volontari di protezione civile che vengono qui anche da fuori regione per prestare la propria assistenza e contribuire al buon esito di un evento unico nel suo genere. Una volta la fine di agosto avrebbe anche segnato il termine o quasi della stagione balneare. Oggi invece rappresenta un passaggio verso un'altra fase turistica che almeno per le prossime 4 settimane vedrà ancora moltissime persone e strutture ricettive quasi al tutto esaurito. Siamo molto ottimisti nel pensare che almeno per le prossime 3 o 4 settimane la stagione vedrà moltissime presenze, quasi sold out in tutte le strutture ricettive, e quindi speriamo di chiudere la stagione anche con un segno positivo rispetto a già quella dei record dello scorso anno. È tutto per oggi, grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta, grazie ai nostri registi Andrea Basso, Tommaso Amigot. Ci vediamo stasera alle 21:15. Un Focus. Buona giornata.